E oggi si abita H, come dicono i veneziani, H. Yeah. Papa di Emi. Mastica piano, tranquilla. Piano si mastica. Vedi? Piove, occhio che piove. Piove, piove, piove. Piove. Io abito qui, in riva al lago. Buono. Guarda, ho anche il giardino con l'erba tagliata. Quando vorrei tagliarla scappo via, come sempre, così non devo tagliarla. E vabbè, con la pioggia andiamo a vedere se riusciamo comunque a vedere il lago di Cornino, perché le previsioni mettono pioggia per una settimana adesso. Però boh, sta spiovigginando. Poi dai, c'ho anche il drone, quindi facciamo le riprese col drone, figata, sì, lui le fa. Bello cazzo, bello, bello, bello. Da vedere, da vedere. Stiamo consultando. Boh, andiamo a vedere quei 4 disgraziati se sono pronti per andare al lago di Cornino. Così ci vado anche in subacquea. No, mi aspetti qua te, stai con gli altri. Noi andiamo a rate. Cioè a rate. Non tutti vanno a vedere il lago, insomma. Ci vediamo dopo, cane. Non fare quella faccia da cane combattuto. Stai in relax, sei qua, è caldo, tranquilla, beata. Dai, guardi i bau delle finestre, fai tutte le tue cose da cane. Scivola. Siete in diretta, diretta, non è vero un caso, vero un caso, andiamo. Ciao, ciao. Oh, la prima subacquea dopo. Non andiamo al lago di Cornino? Sì, stiamo cercando. È qua. Ok, no, allora, hanno detto che ci portano in un posto figo a San Daniele del Friuli. Non andiamo al lago di Cornino, Emi. Ma ci siamo già stati. Ti ricordi? Abbiamo fatto il bagno, abbiamo fatto le cose. Lei mi ha preso anche una vespa, qualcosa, si è gonfiata la guancia. Occhio. Ti si è gonfiata la guanciotta? Hai tutto il guanciotto, ma adesso si sta sgonfiando un po' alla volta, sì. Che tu fai le cose pericolose con le api, e dopo... E mi si sono già spaccati 2 picci qua alla GoPro, vedi? Qua c'è un piccio e qua è mancato l'altro piccio. E devo prendermi altri di questi picci alla GoPro. Tanto butta via. E non lo so. C'è tanto robusta di qua, robusta di là e dopo si spaccano. Vabbè, peccato. Vabbè, cosa vuoi fare? Non puoi farci niente, butta via. Boom. Io intanto giro il veicolo con calma. Dove mi giro? Qua giro il veicolo. Vai veicolo! Grande veicolo! Grande! Ci sono altri camper scarrozzi nuovi ma non li conosciamo. Show! Eccoci qua. Ci mettiamo già girati. Eccola! Era il mio amico Bau che ha fatto il bagno, vedi? Tu non hai fatto il bagno. Noi abbiamo freddo. Noi non siamo Labrador, siamo cani che hanno il freddo noi, E che c'è un altro camper scarrozzo. Magari sei tu, poi ti rivedi nel canale, guarda. Beh, ma sei meno scarrozzo del mio perché è già più moderno, vedi? Il camper là. Eccola, spartiti anche gli altri e via! Guarda 2 bau, Emila. 2 bau, hai visto? Là dentro. Ma che strano con la pioggia. Però è bello perché sei qua dentro, il tuo camperino, la tua casetta, il calduccio, il riscaldamento è bello, mi piace tanto proprio. Bello. È questa che corre con la pioggia, bella voglia cazzo. Porca miseria. Emi, noi anche tanto che schiacciamo il piedino nell'acceleratore, cioè è comunque uno sforzo, un'attività fisica anche quella. Io non lo so, io non capisco. Guarda che bello! Sono sul tagliamento qua, credo, no? Guarda che roba. Ta che cambia un po' di marcia, resta là.
Guarda che bello, io qua, ti ricordi, c'eravamo venuti noi qua perché da ste parti qua in giro c'è la nostra grotta segreta con la cascata che dobbiamo ritrovare. Non mi ricordo se ho fatto la foto con la posizione GPS. Farò una puntina di quella, per carità, perché è veramente una roba da film, bellissimo. Però appunto ritornarci per fare anche il video non era male, è veramente un posto fantastico, ti fai quelle foto ricordo stupende, cavolo, veramente bello. Dipende con chi ci vai, Comunque no, gli attacchi che si sono rotti, che ti ho fatto vedere, perché sono quelli tarocchi, quelli della GoPro sono molto più facili da innescare e disinserire e non si rompono. Quindi il solito discorso, no? Cioè alla fine credi di risparmiare e invece no, ce ne ho buttati via due. Quella della GoPro costerà anche di più, ma è sempre là, funziona. E oltre a funzionare, non rompersi, funziona meglio. Cioè ci metti meno tempo a agganciarla, sganciarla, ogni volta. Comunque guarda che la vita in camper io credo che veramente non riesci a descriverla, nel senso che sono cose che devi provare, no? Cioè già il fatto di fare una bella vacanza in libera nel selvaggio con camper è un'esperienza che se insomma uno bene o male non ha mai provato a dormire in tenda o fare cose del genere, cioè dice boh. Ma il fatto di viverci è un altro grande passo ancora, fidati, perché io mi ricordo anche quando stavo in Scozia, per carità, per una vacanza in Scozia, visiti i posti che ho visitato io, bellissimo, stupendo, da favola, da film. Però un conto è fare questa esperienza per una settimana, 10 giorni, un mese, e un conto è entrarci dentro, cioè iniziare a viverci dentro, avere la compagnia, tutti gli amici scozzesi, la fidanzata scozzese, andare a fare la spesa e sapere le loro usanze, cioè entrare a far parte anche tu delle loro usanze e tutti i loro modi di fare, di mangiare. È stessa cosa il camper, no? È veramente un mondo fantastico, veramente. Poi cosa succede? Come tutte le cose, anche bisogna essere vegetariano, ma tante altre cose, ti abitui, entra nelle tue abitudini, quindi la parte strana, la parte diversa, lasciamo perdere sbagliato o non sbagliato che può essere soggettivo, ma la parte strana e diversa inizia a diventare l'altra. Quindi per me, e sottolineo 1000 volte per me, è strano adesso chi vive in casa, cioè capisci? La psiche umana funziona così, un po' come le culture, le religioni, no? Perché nascono tutte queste guerre, sti asti, queste disamistate? Perché tu alla fine sei o credi di essere le circostanze che vivi, no? Cioè quindi la tua società, la tua cultura. Stesso discorso il camper. Per me adesso siete tutti strani che abitate nelle case, senza cattiveria, chiaro, no? Ovviamente ti ho ben spiegato il discorso, no? Io ripeto che mi resta in sospeso il discorsetto da fare con Thoreau, no? Che vabbè è morto 200 anni fa, però lui aveva fatto anche lui tutto questo esperimento, aveva scritto un libro bellissimo che te lo consiglio a chiunque, cioè ti cambia in meglio la vita, nel senso che una volta letto e assimilato quel video non serve che cambi, ma intanto inizi a apprezzare veramente quello che hai, tutto diventa un lusso, perfino la doccia di casa. E a sto Thoreau lui aveva fatto questo esperimento che si è costruito la casetta, la tiny house in mezzo al bosco, in riva al lago, e diceva ma guarda io qua vedo che una volta abituato non desidero altro, ho il mio laghetto che vado a pescare, ho il mio orticello, addirittura arrivo anche a produrre più di quello che ho necessario e non faccio un cazzo tutto il giorno, nel senso dedico quella mezz'ora, quel che è un'oretta al giorno per tagliare la legna e zappare l'orto, e per il resto non faccio niente, cioè vado in giro, osservo gli animali, le piante, scrivo i miei libri, leggo libri, ma è tutto tempo che dedico a me stesso, no? Però alla fine di tutta questa cosa fantastica che ha fatto il Thoreau si è rotto le balle, cioè lui è stato circa 2 anni, no? E poi è ritornato alla vita di prima. Questo perché dovevo dire io a Thoreau, bello tutto quello che hai fatto, però la tua casetta era fissa, hai capito? Ti prendevi un camper che non esisteva, però ti attaccavi un cavallo alla tiny house e ti spostavi, cambiavi il contesto, cioè ti
ti eri rotto le balle del lago di Walden, andavi da un'altra parte, e continuava così tutto questo fantastico esperimento, questo modo di vivere, no? Questa vita. E vedi, io nel camper veramente ho trovato, lo ripeto sempre, questo step successivo che è la completezza di tutto. Vero cane? No, perché deve darmi anche l'approvazione alle cazzate che dico il cane, perché sennò... No, lei mi dice, va bene, mandala pure, taglia 2 stronzate e il resto pubblica. Memo 2 punti: primo, fare la curva; secondo, se sei in zona qua, sai che io ti puntino male, se sei in zona e devi fare lo scarico del camper, c'era il cartello a Fagagna, non è distante. Tieni conto, dalla zona qua che abbiamo visitato dei laghi sarai tipo a 15 km, massimo 20, zappa. Quindi segna giù anche te, che dopo non so se lo metto nella puntina nel sito. A Fagagna c'è l'area per lo scarico. Scrivi scritto?